Si lavora incessantemente per sgomberare le strade dopo la nuova abbondante nevicata. Qui siamo all'aste di Rocca Pietore, i mezzi spazzaneve lavorano senza interruzione da ieri. Situazione difficile per la neve, nella Gordino, nel Comelico e nell'Ampezzano. Record di neve al suolo, ben 5 metri sul Col dei Baldi ad Alleghe. Ed anche se oggi è ritornato il sole, su tutta la fascia alpina e prealpina del Veneto il rischio valanghe resta di grado 4, forte, il massimo livello di pericolo. Chiusi i principali passi dolomitici. Secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, anche se l'attività valanghiva spontanea ha raggiunto il suo apice ieri, saranno comunque possibili ulteriori distacchi di grandi dimensioni che in singoli casi potranno raggiungere anche il fondovalle. A Rocca Pietore, dopo i lavori di quest'estate, sono entrati in funzione i cosiddetti ovetti del sistema Obelix. Sono grandi come un'automobile, posizionati, vediamo, in zone le più impervie possibili. Quelli da terra vengono comandati da remoto, diciamo, ed esplodono una carica a gas che stacca la neve quando l'altezza è attorno ai 30, massimo 40 centimetri. Si evita così l'accumulo importante di neve e si evitano così le grosse valanghe che possono staccarsi dopo un forte accumulo. E questo riguarda una piccola zona della nostra montagna ed è relativa alla zona degli impianti di risalita. Da domani il pericolo valanghe sarà in progressivo calo, ma con il rinforzo del vento da nord-ovest in quota si formeranno depositi di neve con possibili nuovi distacchi.